Eccoci mister, un 2-0 che ci sta tutto, qualche occasione l'avete addirittura sprecata, un Concordia irriconoscibile rispetto all'andata, cos'è che vi ha fatto vincere? Allora, diciamo, probabilmente il Concordia irriconoscibile forse era quello dell'andata più che quello del ritorno, nel senso che la partita d'andata è stata un po' una partita così fine a se stessa, che è andata come ben si sa. Oggi i ragazzi hanno proseguito su quello che è il nostro obiettivo, il nostro cammino, cioè quello di una ricerca di gioco e di equilibri in campo che oggi si sono visti bene, nel senso che eravamo ben distribuiti sul campo, con le giuste distanze tra le linee, difesa, attacco, sia in fase di possesso che di non possesso palla. I ragazzi sono stati bravissimi a non perdere di vista questo equilibrio, che è quello che ci ha permesso di gestire la partita, di impostarla come volevamo, come avevamo preparato in settimana. Siamo stati avvantaggiati sicuramente dal gol in apertura, che comunque è una situazione di palla inattiva sul calcio d'angolo che avevamo proprio preparato, quindi a maggior ragione c'è soddisfazione anche per gli allenatori quando le cose riescono, si provano e riescono bene così. Questo sicuramente ci ha agevolato, cioè l'andare in vantaggio all'inizio, però la cosa importante è che abbiamo poi continuato a gestire nell'arco dei 90 minuti la partita da squadra che voleva veramente far proprio il risultato pieno, e ce lo siamo sicuramente meritato ampiamente. Il derby è sempre una partita a sé, come ha detto lei, forse il gol iniziale va aiutato, ma anche no, perché c'era tutta la partita davanti e c'era tutta da giocarsela. Ha avuto paura a un certo punto che la nebbia rompesse le uova nel paniere? Guardi, onestamente sì, perché se devo essere sincero, da quando sono subentrato con la Concordia sulla panchina non siamo stati molto fortunati, cioè, abbiamo fatto alcune partite nel girone d'andata dove abbiamo raccolto poco per quello che abbiamo fatto e dimostrato in termini di gioco e di voglia. Molto spesso non abbiamo raccolto punti meritandone invece di più, quindi proprio per questo onestamente era un po' detto, forse se la sfortuna ci continua a perseguitare magari la nebbia potrebbe bloccare. Poi per fortuna è andata come doveva andare, perché sarebbe stata veramente una beffa, visto che la partita ce la siamo guadagnata col sudore e con la fatica. Allora concludiamo con una parola sugli avversari. Nell'intervista Mr. Borgato ha riconosciuto oggi la superiorità del Concordia e vi ha fatto i complimenti. Lei che Portogallo si aspettava oggi? Innanzitutto ringrazio il Mr. Borgato, che lo conosco, è un amico, è un ottimo allenatore, è una bravissima persona, quindi mi fa doppiamente piacere i complimenti che lui ha rivolto alla mia squadra, perché questo serve a noi per quello che sarà il nostro obiettivo, che è quello della salvezza se possibile senza i play-out, che sappiamo essere un obiettivo comunque difficile. Chiaramente il Porto, forse non l'ho visto a girone d'andata, conosco buona parte ovviamente dei giocatori, visto che li ho affrontati l'anno scorso seduto su un'altra panchina di promozione, indubbiamente hanno dei giocatori che possono risolvere la partita in ogni frangente, e di questo mi ero raccomandato con la mia linea difensiva. Sinceramente, più che dei meriti dell'avversario, credo che oggi quello che ha fatto la differenza sia stata proprio la voglia, l'intensità che hanno messo i miei ragazzi, quindi è stata una vittoria del campo, sul campo, da parte di una squadra che aveva tantissimo bisogno di punti, che sta facendo fatica, di questo ringrazio i miei giocatori perché mi danno sempre massima disponibilità, stiamo veramente lavorando con intensità in settimana, e questo è il giusto premio. Qualche avvisaglia l'avevate già data con Real Martellago nel primo tempo, perché insomma eravate andati in vantaggio. Oggi insomma è una domenica da godersela e poi avanti si vedrà. Infatti questo è un po' il punto, infatti anche a Martellago anche i dirigenti della società avversaria, che è la squadra che sta dominando il campionato, mi hanno fatto i complimenti per il gioco, per la voglia di far calcio del mio gruppo, e questo veramente mi gratifica tantissimo. E in effetti abbiamo fatto un'ottima partita al cospetto di una squadra che poi ha delle individualità non di una ma di due categorie superiori, e come le dicevo prima, con queste squadre qua, se molli un attimo, se perdi le misure, hanno la capacità di castigarti in qualsiasi momento. Anche comunque la partita di Martellago è servita per l'autostima, per far capire comunque ai ragazzi che non siamo qui per essere come dire, vittime designate di nessuno, ma che invece dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi e cercare con la nostra voglia, la nostra forza di raggiungere la salvezza. Grazie. A lei, grazie.